Agrigento ancora non iniziato il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati porta a porta a Zingarello e Misita Ciavolotta, annunciato a decorrere da lunedì 2 marzo. Ascoltiamo in proposito l'assessore comunale all'ecologia Nello Amel. Ho appreso con estremo rammarico la dichiarazione che il rappresentante legale dell'RTI Iseda avrebbe rilasciato al dottore Lombardo, cioè nel senso che ha detto che non sapeva nulla della richiesta fatta per fare il porta a porta a Zingarello e che in ogni caso questo problema era legato alla soluzione della eventuale variante dell'appalto per le presunte 5.000 nuove utenze che sono uscite fuori dalla lotta all'evasione. Io ritengo che forse abbia avuto un vuoto di memoria il Presidente dell'Iseda, perché noi abbiamo mandato una mail nella giornata di venerdì, noi abbiamo avuto assicurazioni da parte dell'Iseda che questa richiesta nostra era stata trasferita alla SEAP che si doveva occupare di questo servizio e mi hanno mandato una copia della mail che avevano mandato alla SEAP. Noi abbiamo avuto assicurazioni da parte della SEAP che il servizio si sarebbe fatto. Da qui diciamo l'annuncio che ho fatto anche per individuare e per invitare i residenti a Zingarello a mettere fuori i mastelli, quindi non si tratta assolutamente di un'iniziativa personale fuori da ogni accordo con l'impresa stessa. Ritengo che questa vicenda abbia anche degli aspetti abbastanza preoccupanti, perché se è vera la dichiarazione rilasciata al dottor Lombardo che l'impresa prima di fare qualsiasi cosa vuole sciolto il nodo delle 5.000 utenze che sono state scoperte con la lotta all'evasione, quindi lega la soluzione di piccoli problemi alla concessione da parte del Comune di questo tipo di ampliamento, sta sbagliando completamente sistema e metodo, perché noi stiamo vagliando le richieste dell'impresa con tutta la correttezza di metodo a cui siamo ispirati. Noi valuteremo sotto il profilo legale, sotto il profilo oggettivo, sotto il profilo della previsione contrattuale, sotto tutti i profili che possano garantire la regolarità perfetta di ogni operazione che facciamo, come abbiamo fatto sino ad ora, ma non possiamo assolutamente tollerare che ci venga posto un ostacolo, un impedimento, una sospensione rispetto a un adempimento che non c'entra niente con Zingarello, con Misita, con Ciavolotto, con qualsiasi altra cosa. Noi chiederemo in questi giorni all'impresa in ogni caso di assicurare l'assoluta pulizia dei siti di Zingarello, Civalotta, Misita, eccetera, e dopodiché nel corso della settimana cercheremo di sciogliere questo nodo e daremo una nuova comunicazione ai cittadini. Quindi non permetto a nessuno di poter minimamente pensare o dire che noi abbiamo fatto un'iniziativa campata in aria e senza nessun presupposto.